Mamma mia! Un inizio d'eccezione per questa splendida città che è Canosa. L'applauso va a voi che siete veramente tantissimi questa sera. Primero il Corazon, lei, la direttrice artistica Vanessa Caporale, accompagnata dal suo fantastico ballerino Michele Proietti. E tutto il team di Primero il Corazon. Grande l'applauso. Vanessa, io so che ti devi congedare da noi, però, prima di andare, io vorrei tanto che l'applauso fosse veramente forte, perché quest'anno avete veramente iniziato alla grande, uno spettacolo veramente d'eccezione, grandi atleti. Beh, che dire, che la città di Canosa veramente ha dei talenti curati da questa grande professionista che è Vanessa Caporale. Ma io so che loro si devono andare a preparare e quindi li congediamo, dai, li congediamo. Questa scuola di danza che, come tutti sapete, è in via Corsica 89, qui a Canosa, è da 7 anni che racconta la sua bella verità, dove crea degli atleti
che riescono a raggiungere risultati a livello pugliese, a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale. Sì, perché come avete potuto vedere qui su questo palco hanno danzato veramente degli atleti che sono formidabili, degli atleti che un po' in tutto il mondo si fanno largo. Nell'arco della serata vedrete un attimino veramente quanto sono bravi questi ragazzi, perché vengono curati al millesimo, vengono curati gruppo per gruppo, categoria per categoria, età per età, perché ognuno merita la giusta cura, la giusta attenzione per poter crescere. Sono ragazzi che si sono affacciati alla danza veramente per gioco e poi si sono ritrovati sui podi più alti dei campionati italiani. Non ne parliamo a livello pugliese, che tutti i titoli si riportano a casa loro, ma soprattutto a livello internazionale. Sì, loro sono reduci da pochissimo da un grande evento creato dalla Federazione Italiana Danza Sportiva, che è l'unica federazione riconosciuta dal CONI, dove adesso il ballerino non viene più chiamato ballerino ma atleta a 360 gradi, perché la federazione ha dedicato veramente tanto impegno nei confronti di questi ballerini, ma che adesso sono atleti perché vengono ritenuti tali come il calciatore, come il tennista, come chi fa sci, chi fa nautica. Questo è veramente un motivo in più per dire a tutti voi: fate avvicinare i vostri figli alla danza, perché è uno sport puro, sano e soprattutto curato da gente valida che oltre a seguire ogni atleta nelle loro, come posso dire, nozioni tecniche, loro li seguono soprattutto moralmente, li abituano a stare con gli altri, a combattere con gli altri, ma non sentirli nemici, ma semplicemente rivali in pista, e poi una volta che si esce dalla pista ci si stringe la mano e si è amici più di prima. Io sono certa che dietro le quinte saranno quasi pronti. Io dico che lo spettacolo ha un unico obiettivo, l'obiettivo ovviamente di rendere spettacolare questo spettacolo. Ecco, mi ripeto, l'obiettivo è portarvi in quello che abbiamo creduto noi quando eravamo piccoli, e ancora i nostri piccoli ci credono, portarvi nella fiaba. Sì, portarvi nella fiaba, quindi si parlerà molto di Walt Disney, e quindi Vanessa ha voluto dare un titolo secondo me veramente azzeccato, che secondo me è il suo motto di vita, niente di più. Lei ha detto: se puoi sognarlo, puoi farlo. Io dico che titolo più bello sinceramente non lo poteva dare: se puoi sognarlo, puoi farlo. Lei sogna in grande, e ovviamente sognando in grande i sogni saranno fantastici. Io farei un grande applauso a una persona che è frontalmente a me, lì di fronte a me, che normalmente cura insieme a Vanessa il tutto e per tutto. Il suo compagno di viaggio, Walter Pizzuto. Il bacio me lo prendo, Che dire, che in questa scuola di danza si effettuano tanti corsi: danze coreografiche, danze sincronizzate, corsi di predanza, zumba fitness, quindi per tutte le signore che vogliono mantenersi in forma, danze caraibiche, ed infine, come avete visto in questo splendido inizio, danze latinoamericane anche a livello agonistico. Se puoi sognarlo, puoi farlo. Io dico che loro possono, sì. La prima uscita è proprio dedicata a una persona che nel sognare ha voluto osare. Ha voluto osare, e in un momento così allegro, frizzante, spumeggiante come è stato quello dell'inizio, mancava una sola atleta. Sì, una sola atleta che lei, da quando ha aperto la nostra Vanessa, è sempre stata lì a scuola. All'inizio è andata lì per guardare e poi ha detto: io sogno di ballare.
Ma sì, perché non posso farlo anch'io? E ovviamente avendo un'insegnante così grintosa, così, come dire, di cuore grande, lei ha detto sì, se puoi sognare lo puoi fare. Beh, signore e signori, qui diamo inizio allo spettacolo con un'esibizione veramente particolare. Sono certa che vi piacerà. Lei è emozionata, ma sono sicura che emozionerà anche voi. È accompagnata dalla sua insegnante e dal suo ballerino, signori, Anna Maria Iacovone! Vai Anna Maria! Ci vuole coraggio, ci vuole un coraggio così grande per sfidare ogni limite e perseguire ogni sogno. Signori, Anna Maria Iacovone! Change. We all a part of God's great big family.